Allora, eccoci per la terza puntata di questo nuovo ciclo di Fede perché no. Volevo riflettere, credo che non l'abbiamo mai fatto, curiosamente, perché poi di queste cose magari noi parliamo tra di noi, ma mai, diciamo così, in trasmissione. Il periodo dell'Avvento e il periodo anche della maternità successiva, paradossalmente è uno di quelli più seguiti per certi aspetti dall'arte. Come no? La storia dell'arte è ricca di annunciazioni, natività, adorazione dei magi, i pastori, eccetera. È il periodo certamente più testimoniato dall'arte, anche se il termine è assolutamente improprio. Detta in soldoni, logicamente, quale tipo di approccio ha l'arte nei confronti di questo aspetto della fede, non della fede in generale, ma proprio per quanto riguarda, diciamo, proprio annunciazione, maternità ed eventualmente adorazione dei magi? Ecco, io ricordo, ero molto giovane, un incontro che ebbi con Manzù, un grande scultore, no? Ecco, molto amico di Papa Giovanni, anche se ideologicamente era molto lontano. Amico di John Huston, tra Sì, l'altro, Manzù, curiosamente. Sì, lui era amico, Manzù, anche di Guttuso, e con Macchi abbiamo fatto anche delle partite a carte. Questi due volevano sempre vincere. Vabbè, lasciamo perdere. Allora c'era Guttuso che aveva preparato il bozzetto per la fuga in Egitto, che poi realizzò su una cappella, la terza cappella, eccoci, via Sacra del Sacro Monte di Varese. Mi ricordo che Manzù gli disse a noi che eravamo lì, eccoci, disse: una cosa importante che sempre affascina, eccoci, è una famiglia che è visitata dalla nuova vita. No? Lui in questa fuga in Egitto fa vedere la Maria, Giuseppe, l'asinello, eccetera, ma dice: quello che mi ha colpito è tutelare la vita. Giuseppe e Maria scappano per tutelare la vita. E dice: allora, questa dimensione qua è una realtà subconscia. L'uomo è fatto per tutelare la sua specie, l'uomo e la donna. Allora, quando tu entri nella dimensione, ecco, di un bimbo che con difficoltà viene accolto o non accolto, questo coglie, diceva Manzù, lo spirito dell'artista. Sì. L'artista può essere religioso o meno, però di fronte alla vita si ferma. Infatti io ebbi l'opportunità di conoscere anche Buffet, che era un francese che poi purtroppo si è suicidato, il quale, morta la moglie, ecco, dipinse in tutte le salse la morte. Perché mi disse: io dipingo la morte perché voglio esorcizzare la morte. E quindi quello che conta è rendersi conto che ciò che può far sottolineare l'esorcizzazione della morte è la nuova nascita. Quindi giustamente, io direi, e San Tropade ci richiama attenzione all'inverno delle nascite, sì, che non è soltanto il fatto che la specie si depaupera, ma viene anche a essere depauperato lo spirito, sì, della persona, per guardare avanti alla vita. Negli occhi di un bimbo, a meno che non sia un mostro, si commuove, sì, e è pronto, uomo o donna che sia, a fare qualsiasi cosa per togliere questo bimbo dal freddo, per toglierlo dalla fame. Poi ci sono i mostri, questa è un'altra storia, ma la dimensione, diciamo, del sentire comune è il tutelare e il promuovere questo. L'artista è nel comparto dell'umanità una persona che coglie la sensibilità e quindi pone sulla pietra, sul marmo o sulla tela quello che maggiormente lo coglie nella dimensione così di senso alto di pietà,
il bimbo che nasce e il bimbo che ha bisogno di essere tutelato è quello che prende l'artista. Ora, il mistero cristiano, che la sua apice ce l'ha nella morte e nella risurrezione di Cristo, ma non può prescindere quella che è la tenerezza della maternità, diciamo, presentata. Pensiamo, io ricordo sempre il Cardinal Martini, è stato mio docente di Sacra Scrittura, lui faceva le profezie, ecco, però sottolineava questo aspetto importante. Diceva, chi può non commuoversi di fronte a una donna che sta partorendo, che trova le porte chiuse? E lui diceva, perché Gesù non è mai tornato a Betlemme? No? Perché hanno chiuso la porta a sua madre. Diceva, questa è una mia realtà spirituale. Non voglio entrare nell'esegesi biblica, però questo mi ha sempre fatto colpo. Ecco, Gesù non è più tornato a Betlemme, io sto con questa lettura di Martini, perché hanno chiuso la porta a una donna, la sua mamma, che doveva dare alla luce un figlio. Quindi l'artista coglie questo aspetto importante. E allora per questo il Natale è sentito un po' da tutti. Credenti o no, praticanti o meno, tu vedrai che alla notte di Natale c'è di tutto e di più. Perché questa dimensione è intrinseca, un Dio che si fa bambino. Non entra nella dimensione dell'onnipotenza, ma della dimensione più precaria possibile. Don Ettore, grazie, alla prossima. Ci vediamo tra 7 giorni. Gloria, gloria.